faccio vedere un po' lo spettacolo. Sarà un video alternativo questo, vediamo cosa uscirà. Alla corsa di prima e da lì parte un sentiero bello. Ciao! Farai parte del mio video del giro della 24 ore. Ciao! Questo lo taglio e via. Anzi, lo taglio proprio, non è che lo accelero, lo taglio. Ecco, c'è la pozza di prima, adesso si va di qua. Ah, sì, sì, qua c'è lo strappettino, quello della morte vera. Questa è veramente una roba micidiale, spacca le gambe e le spacca proprio. Ragazzi, è bagnato, è quasi impossibile. È l'ultimo pezzettino, veramente brutto. Questa salita non pulita è veramente tosta, ma anche pulita, si sbaglia a volte anche quando è pulita. Se non ricordo male, ora c'è il pezzo di discesa esposto a breve.
mi ripiglio. Sì, mi ricordo, sì. Adesso qua stiamo bene tutto. Scassatissimo. Godetevi anche l'isolotto di Spotorno. Ok, e qua parte la salita che porta al famoso toboga di finale, che è l'ultima discesa, la più bella. Prima però c'è sempre qualcosa di un po' più brutto da fare, tipo questi passaggi. Un sacco di giri all'ultimo 24 ore. Sono stanco pure io. Adesso faccio fare un po' di salita. Ci siamo quasi. Questo non ve lo taglierò perché è veramente bello, anche se in salita secondo me è proprio bello da guardare. Eccoci qua. Perso il pedale. Era l'ultimo sforzo per la partenza del toboga, quindi mi fermo qua e faccio partire un video solo per il toboga. Spero di riuscire a farvelo vedere tutto perché ho la batteria al 20% che ho appena fatto il video di tutto il giro della 24 ore di finale. Speriamo che regga.
da qua parte il vero e proprio tobogone. Allora qua aspettate che è di qua che brutto, mamma mia, l'acqua ovviamente ha scavato, mamma mia che paura, che roba. Qua si sale, qua si sale e poi partono le ultimissime curve. Spero la GoPro regga perché parte esattamente da qua. Qua di solito c'è un casino, tutti che urlano DJ. Qua sono stato troppo alto, qua si schieffa e qua sono morto. Poi bagnate, c'è da rischiare la vita. E questo è l'ultimo pezzo che porta giù al campo. Questa puzza c'è sempre, 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 sempre. Ok, qua c'è la serpentina tra le piazzole, qua si gira. La 24 ore va di qua. Noi l'anno scorso avevamo la piazzola esattamente qua e qua si mangiava, si beveva e si ripartiva. Ho rischiato di morire. Qua si fa la serpentina nel prato e si arriva sulla strada che fai l'ultimo pezzo qua nelle vigne e arrivi esattamente al traguardo. Dalla 24 ore è tutto.